Conferenza stampa oggi del cardinale Francesco Montenegro, dell'arcivescovo coadiutore di Agrigento Don Alessandro Damiano e del Monsignor Giuseppe Marciante, vescovo di Cefalù, in rappresentanza e delegato del CESI, per presentare il grande evento di domenica, il rito di beatificazione del servo di Dio, Rosario Angelo Livatino, martire barbaramente ucciso dalla mafia. La beatificazione è un atto del Papa in cui si riconosce il culto ad una persona che si è contraddistinto nella sua vita cristiana e presentato come modello di vita, viene scritto all'albo dei Beati. Dopo un iter diocesano e romano, il servo di Dio deve compiere per sua intercessione un miracolo e deve essere riconosciuto il martirio. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai 1 domenica alle ore 10. Cosa rappresenta appunto per la Chiesa agrigentina la beatificazione di Don Livatino? Che in una terra come questa non possiamo chiudere gli occhi. Una Chiesa deve prendere posizione, nel senso che non deve lottare contro nessuno, perché il Vangelo non parla di lotta ma di amore, ma in una situazione di questa deve continuare ad annunciare il Vangelo con il coraggio con cui l'ha fatto Livatino, per poter dimostrare che chi sa vivere il Vangelo sa anche vivere come cittadino. Che la fede non mortifica. Noi abbiamo una visione brutta della fede. I giovani pensano che la fede sia buona solo per le persone anziane. La fede vale soprattutto per i giovani, perché se credi in Dio e lo ritengo un amico nella mia vita, Dio mi mette sempre sottosopra e vi chiede il meglio da me. Dio non vuole persone sufficienti, Dio vuole campioni. Allora ognuno di noi, se vive da campione la sua vita, sia che sia casalinga, professionista o altro, lo vive tenendo conto di un Dio presente, di un Dio che ama, di un Dio che vuol cambiare le cose, ecco che allora scopre che la propria vita può giovare perché la realtà cambi. Io penso che è vero che i santi ci interrogano, però anche i santi ci aiutano, perché il loro esempio secondo me è straordinario, in quanto spinge altri all'imitazione. Io ne sono certo di questo. Essere all'altezza significa essere una Chiesa coraggiosa, che non abbia paura né essere intimorita dalle minacce della mafia, ma nello stesso tempo una Chiesa coerente per quanto riguarda l'amministrazione stessa della giustizia, cioè è la Chiesa che innanzitutto deve dare esempio di giustizia. Ecco, allora sì che si raccoglie profondamente l'eredità. E poi l'altro aspetto è quello educativo. È stato bello la presentazione di quel libretto come sussidio nelle scuole per presentare Livatino, perché bisogna dalle nuove generazioni cominciare a creare una nuova cultura, una cultura che faccia da contrasto proprio allo stile mafioso. E io penso che da questo punto di vista l'altro martire, Pino Puglisi, ci può dare veramente un grande aiuto. Non so se avete letto qualche volta il Padre Nostro scritto da Pino Puglisi proprio come preghiera contraria, diciamo, dettata dalla mafia. Ebbene, questo. E poi la presa di posizione, nel senso che esigere la coerenza della fede anche nell'amministrazione dei sacramenti, anche nel fare da padrini. Per esempio, molti dei mafiosi oggi in qualche modo vengono rifiutati come padrini per quanto riguarda la cresima e anche il battesimo dei bambini. Questo secondo me è presa di posizione, questo è coraggio. Quello io l'ho citato poco fa perché è da lì che è partito, da quel grido, possiamo dire, che è risuonato nella coscienza della Chiesa, e la Chiesa per questo è ripartita da Agrigento, in questo senso. C'erano stati anche degli interventi prima, cito anche il cardinale Pappalardo, per esempio, no? Nel famoso funerale dalla Chiesa, no? Anche lui gridò fortemente e chiese soprattutto a Roma, ecco, di intervenire e vigilare
ecco, sugli organismi della giustizia e soprattutto sulla legalità.